Amici della Lega Calcio a 5, benvenuti al circolo sportivo Stella Azzurra, dove si sta per disputare la prima delle due finali che ci attendono questa sera, serata conclusiva della Lega Calcio a 5. Si affrontano la Capitale e il Dolce Bar. Zona sinistra del campo, appena battuta Pace, bel movimento a liberarsi dell'avversario, inseguito lo stesso Pace che prova ad andare sul destro, il tiro di deviazione, la traversa. Sta per fischiare il primo arbitro, fischio che arriva in questo momento, il tiro e il palo, ancora una volta il palo del Dolce Bar. Pace col destro, trova la deviazione del difensore sulla linea. Il giocatore avversario, allora la palla è per Alessandro Pace che scambia con il compagno che può mettere la palla per Maiorino. Sul secondo palo ancora Pace, esce bene Michele Delle Chiaie con Filippini, il tocco dentro per Iannelli. Va a chiudere l'avversario, Iannelli resiste la carica con la punta, trova l'esterno della rete, il compagno resiste Casini, poi Tramontana se ne va, il contrasto e c'è il calcio di punizione. Buon ingresso in partita del numero 21 che batte subito la palla per Iannelli, Iannelli prova a sorprendere l'avversario, il tiro con la punta con Monteverde, la ripartenza adesso di Tramontana che punta la porta avversaria, Tramontana se ne va, ben chiuso però da Maiorino, Maiorino crea il 2 contro 1, Maiorino salta tutti, Maiorino sul secondo palo, l'errore clamoroso. Chiusura difensiva in diagonale del Dolce Bar, poi la battuta rapida, il tiro alla distanza di Ettorri, risponde Delle Chiaie, ancora una volta la palla che rimane lì per Francesco Pace che prova a saltare l'avversario, va sul mancino, strozza troppo la conclusione, al centro del Francesco Pace che fa il movimento opposto e ora Alessandro Pace riconquista il pallone, scambio col compagno, il tiro e il gol dell'1-0 da parte della Capitale, va a segnare con la maglia numero 3 Francesco Pace, servito da Alessandro Pace. Se ne va Alessandro Pace, ancora Alessandro Pace in velocità, prova a far tutto da solo, poi aspetta il compagno, Alessandro Pace va sul destro, il tiro, deviazioni Delle Chiaie. Va il numero 5 Camberi, il tiro, la parata del portiere e rimane lì la sfera. Il lancio del portiere poi a cercare Pace, Pace cerca sul secondo palo il compagno Ettorri che mette al centro e il tiro e il gol che vale il 2-0 e probabilmente anche la competizione lo va a segnare con la maglia numero 3 Francesco Pace, ancora lui, 2-0 della Capitale. Proverà ad andare Iannelli contro il Giambattista, Iannelli di Giambattista, il tiro al centrale e la partita finisce in questo momento. La Capitale vince la Serie B della Lega Calcio a 5 con il risultato di 2-0 sul Dolce Bar. Sì, vabbè, ha dimostrato quello che ha dimostrato nel girone della Stella Azzurra, primato assoluto per come giocano, per il valore singolo di ogni giocatore. Hanno vinto meritatamente. Ogni giocatore ha dato il massimo, sapevamo di andare contro una squadra fortissima, ci abbiamo provato. Abbiamo giocato bene. Sapevamo che era una bella squadra, diciamo, fino a questo punto, però noi ci conosciamo già da 2 anni, giochiamo benissimo insieme e l'abbiamo dimostrato oggi. Diciamo che il primo tempo abbiamo preso 3 pali, diciamo i primi 10 minuti ci ha detto un po' male perché poteva andare in vantaggio e controllare meglio la partita. Poi dopo è subentrato un po' di nervosismo, anche il calo fisico, loro sono più giovani, noi ormai praticamente siamo quasi arrivati, io personalmente sono cotto. Però ecco, io in generale ringrazio tutta la squadra, quelli che stavano fuori, Luca, Davide, quelli che sono stati fuori per infortunio, infatti tutto il campionato abbiamo giocato solamente con un cambio e contro queste squadre di questo circuito comunque non è mai facile, quindi onore alla Capitale e godiamoci questa vittoria.